Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la protezione civile, sta testando ET Alert. Quindi se ricevi un messaggio significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. Come no, certo. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico. Allora adesso ci spiega questo signore qua, vediamo di cosa si tratta. ET Alert è il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro paese. Una volta che sarà operativo saremo in grado di informare tutte quante le persone nel momento in cui si trovano all'interno di un'area potenzialmente a rischio. È un sistema che avrà un suono diverso dalle altre applicazioni e una volta che riceviamo il messaggio dovremo dare conferma di averlo ricevuto, perché ci interromperà tutte le altre funzionalità in quel momento attive sul nostro cellulare. Interruzione di servizio. Lo abbiamo sperimentato già in alcune occasioni nei mesi scorsi, come per esempio durante l'esercitazione che abbiamo fatto sull'isola di Vulcano o durante le esercitazioni per terremoto fatto nelle due province di Reggio Calabria e di Messina. Da questi test abbiamo ricevuto delle importanti informazioni di ritorno da parte della popolazione che ha ricevuto il messaggio, che ci hanno consentito anche di migliorare lo strumento, ed è per questo che abbiamo in programma nei prossimi mesi, a partire dal prossimo 28 giugno in Regione Toscana, di fare un test regione per regione, perché vorremmo entro la fine dell'anno raggiungere tutti i cittadini sul nostro territorio affinché possano avere consapevolezza del tipo di messaggio, delle modalità di risposta nel momento in cui riceviamo il messaggio, e chiederemo a tutti quanti voi di compilare anche un questionario, perché sarà importante ricevere un ritorno di informazioni rispetto alla vostra esperienza con il sistema ET Alert. Questo è il messaggio che domani comparirà, di certo non a me, che ti blocca praticamente il telefono, ti scherma tutte le altre schermate e tu devi per forza confermare, oppure anche se tu spegni il telefono e lo accendi si ricompare, ma manco dalle testimonianze che mi sono state date. Domani tocca qui in Veneto, oggi è il 20 settembre, domani è il 21, giovedì 21 settembre 2023, domani. E io credo che questo sia veramente un test che non sia voluto veramente da tutti, perché in questo mio caso io non acconsento che questi personaggi mi bloccano praticamente il telefono ed entrano così. Poi devo anche compilare un questionario, anche poi vi faccio vedere adesso delle cose. Questo praticamente, allora adesso vi faccio vedere qua il funzionamento di questa praticamente procedura. Non è né un'app né un SMS, ma funziona tramite Cell Broadcasting. Vabbè, qua spiegano cos'è, come appena detto, che è fatalità della protezione civile, va bene, però io vorrei capire chi ha ideato questo sistema, ma non si sa chi, se una più persone, vabbè. Allora, il questionario praticamente sono riuscito a trovare un sito dove ti dicono le domande. Sentiamo che domande ti propongono questi signori. Hai ricevuto sul tuo smartphone o cellulare il messaggio di test di ET Alert? A che ora hai ricevuto il messaggio? In quale regione o provincia italiana o provincia autonoma ti trovavi quando hai ricevuto il messaggio? In quale provincia o città metropolitana della Campania, vabbè in questo caso era Campania si tratta, ti trovavi quando hai ricevuto il messaggio? Questo vabbè vale, non so, città metropolitana di Venezia, eccetera eccetera. Dove eri esattamente anche? Il contenuto del messaggio era chiaro e comprensibile? Hai avuto delle difficoltà nell'interagire con il messaggio di ET Alert? Hai compreso subito che si trattava di un messaggio istituzionale? Com'è stata la tua sensazione quando hai ricevuto il messaggio? Quale tra questi di seguito si avvicina di più all'emozione che hai provato quando hai ricevuto il messaggio? Dopo aver ricevuto il messaggio, hai chiamato il numero di emergenza 112? Nei giorni precedenti avevi sentito parlare del test ET Alert? Se sì, da chi, cosa principalmente?
come consideri IT Alert, hai commenti o suggerimenti su IT Alert, qual è il produttore del tuo smartphone o cellulare, in quale anno hai acquistato il tuo smartphone o cellulare, qual è il tuo operatore telefonico, genere, età, titolo studio. Beh, mi sembra che queste domande qua siano fuori contesto, appunto, con una probabile loro emergenza, perché si sa, l'Italia è sempre in emergenza, sempre vivere di incubi, di emergenze, di qua e di là, e non è mica bastato, no? Come no? Vabbè, qui c'è un questionario, però non funziona, basta. Poi vi faccio vedere il questionario, eccolo qua. Praticamente, una volta che arriva, c'è un link che però adesso non funziona perché i loro signori l'hanno chiuso. E vabbè, qua si tratta di un test che è stato fatto, mi sembra in Toscana, mi sembra, o via di lì. Vabbè, allora, già questo mi dice non rilevare mai la tua password, cioè, io qua non devo fare nessun accesso. Allora, vediamo il form di chi ha compilato. Questo contenuto è creato dal proprietario del modulo, i dati inoltrati verranno inviati al proprietario del modulo e non si sa chi. Microsoft non è responsabile per la privacy o le procedure di sicurezza dei propri clienti, incluse quelle del proprietario di questo modulo, e non si sa chi è. Non fornire mai la password. Poi qua sotto dice, e anche ben evidenziato, qua sotto dice, ben evidenziato, con tecnologia Microsoft Forms, il proprietario di questo modulo non ha fornito un'informativa sulla privacy su come utilizzerà i dati delle risposte. Non fornire informazioni personali o sensibili. Bene. Qui si sa, qua andiamo sul Microsoft, che cosa c'entra Microsoft con questi signori qua. Allora, le mie domande sono, se loro fanno un test, giustamente, mandano su tutti i telefoni, quelli attivi e aggiungibili più recenti, perché su quelli vecchi non funziona. Allora io mi chiedo, se loro lo mandano a mezzogiorno, cosa te ne frega a te a chi ora ha ricevuto il messaggio? Arriverà prima o poi chi ce l'ha acceso o no? Poi se lo fai nella regione dove praticamente hai fatto il test, è logico che se praticamente la provincia è quella lì, arriva lì e non arriva oltre, a meno che non sei un po' dal confine, allora un po' sconfini, ma lì si parla di celle. Poi devono sapere dove eri esattamente, come che non lo sapessero, perché i telefoni sono tutti tracciati il giorno di oggi, e sia GPS che anche località della cella, settori praticamente. Poi hai avuto delle difficoltà, vabbè, non credo sia una difficoltà a vedere un'immagine. La tua sensazione, come si fa a descrivere una sensazione via testo, mi chiedo io, cioè dare un'emozione via messaggio non si può. E poi quale di questi tra questi di seguito si avvicina di più all'emozione che hai provato quando hai ricevuto il messaggio? Prima ti chiedo la sensazione, poi l'emozione. Vabbè, cioè se io ho un test chiamo il 112, ma che domande sono? Poi vabbè, qua sono altre domande di considerazione. Vogliono sapere qual è il tuo produttore del tuo telefono, per quale motivo? È quello che è strano. E voi lo sapete già che telefono? Perché l'email e il codice sono già nella rete. E poi vogliono sapere in quale anno ho acquistato il mio telefono, anche cosa me ne frega a voi di quando ho acquistato il mio telefono. E poi qual è il mio operatore telefonico, lo sapete già, perché sapete che c'è la mia aggancio. Poi il genere, vabbè, maschio o femmina, quanti anni ho anche addirittura. E il titolo di studio, cosa c'entra il titolo di studio con un'emergenza? A me queste cose mi puzzano molto, io ho sempre dubbi, perché appunto di queste persone io non mi fido. Poi già vedere il logo, guarda, lasciamo perdere. Ecco, vabbè, queste sono le mie impressioni. Comunque domani io sono pronto, domani mattina. Ovviamente adesso vedrete cosa farò col mio telefono, me ne sono fatto prestare uno di dimostrazione, adesso vi faccio vedere. Prova di isolamento telefono. Allora, questo è il forno a microonde, io lo chiamo il forno della morte. Io ho un telefono, ovviamente messo con l'alluminio,
acceso regolarmente, dopo ti faccio vedere. Allora adesso chiudo la scatoletta qua del fornetto, come lo chiamo io. Adesso provo a chiamare la mia numerazione. Vai. Servizio gratuito. Resta in attesa per prenotare la richiamata. Il cliente non è raggiungibile. Non so se si senta, però ha detto la voce che il cliente non è raggiungibile. E non posso mettere la voce perché non mi dà l'opzione, visto che il numero non è raggiungibile. Servizio gratuito. Resta in attesa per prenotare la richiamata. Il cliente non è raggiungibile. Riprovo. Servizio gratuito. Resta in attesa per prenotare la richiamata. Il cliente non è raggiungibile. Va bene, allora, isolato completamente. Adesso lo prendo. Adesso lo estrapolo dalla carta stagnola. Mi è stato anche prestato questo telefono perché non è mio questo. Allora, eccolo qua, adesso vediamo. Ta-da! Esatto. Ta-da! Adesso faccio una prova. Adesso deve funzionare adesso. Non è ancora, che strano. Che strano, ma sei lì, il segnale c'è. Che strano. Aspetta, aspetta un attimo. Adesso ho dato il messaggio, vedi, solo che l'ho tolto dell'alluminio, adesso il telefono funziona. Adesso dovrebbe suonare adesso, Aspetta che sennò viene fuori il numero. Sì, eccolo. Adesso funziona. Seconda prova, adesso lo isolo completamente così con solo l'alluminio senza metterlo nel forno a microonde. Telefono acceso. Adesso provo a chiamare. Vai. Servizio gratuito. Resta in attesa per prenotare la richiamata. Il cliente non è raggiungibile. Niente, telefono completamente isolato. Esatto. Adesso riprovo. Servizio gratuito. Resta in attesa per prenotare la richiamata. Il cliente non è raggiungibile. Funziona, metodo funzionante per chi non può staccare la batteria sugli ultimi telefoni recenti e anche quelli di qualche anno. Praticamente basta fare questo metodo qua, funziona per tutto praticamente, sia i rintracciabili sia col GPS e neanche con il segnale GSM, UMTS, LTE. Ecco qua, e anche 5G ovviamente. Adesso lo riapro. Devo stare attento a non danneggiarlo perché appunto non è neanche mio il telefono. Aspetta che ho messo al contrario. È già acceso il telefono, Ecco qua, vedi? Ecco qua, vedi? Adesso il segnale, è trovato il segnale, vedi? Eccolo là, vedi? Su una SIM, sull'altra no. Vabbè. Comunque dai. Test è riuscito. Ho una mia soluzione praticamente per chi ha un telefono nuovo, recente o di qualche anno fa che purtroppo non si può staccare la batteria. Adesso vi faccio vedere come funziona la storia. Allora,
prendete una carta stagnola, vabbè qua si è rotta, prendete una carta stagnola, prendetela sul telefono, qua è acceso, faccio vedere che non è neanche in modalità aereo, normale, vedete, è quello lì. Adesso lo metto nella carta stagnola, devo muovermi perché fra poco piove, c'è anche il temporale qua vicino. Adesso lo schermo, vado un po' male, però ho fatto un video al volo, di fortuna. E questo è il mio telefono, eccolo qua, guardate, diventa praticamente un fermacarte, un mattone di alluminio praticamente, un po' come fosse la gabbia di Fahrenheit, eccola qua, Faraday scusa, come si dice, eccolo qua. Adesso provo a chiamare, prendo l'altro telefono, adesso provo a chiamare. È ancora questo telefono che funziona a meraviglia, devo chiamare, vi faccio sentire perché non posso mettere giù la voce, vediamo se si sente. Niente. Zero, non è raggiungibile, non è raggiungibile. A posto, eccolo qua, non è raggiungibile. Se riprovo un'altra volta, niente, a posto. Eccola qua la soluzione, qual è? Eccola qua, fate così se non volete essere disturbati. E che dire, io non autorizzo questi personaggi a entrare nel mio telefono, anche se possono già farlo, però non voglio questo test. Volere è potere. Ciao.